60% dei giovani trevigiani il bullismo rappresenta la principale preoccupazione. L'allarmante risultato del sondaggio realizzato dalla UIL del Veneto è reso noto nella giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo. Vessata, minacciata e picchiata dal compagno che è arrivato a prenderla a calci, incubo per una donna di Albignasego, la polizia arresta un 56enne. Senza stipendio da 3 mesi, 3 operai si arrampicano su una gru rimanendovi fino al pomeriggio. La protesta nel cantiere del villaggio americano a poca distanza dalla caserma Ederle di Vicenza. Emergenza abitativa, il PD Veneto presenta una piattaforma in 5 punti per contrastarla, dalla creazione di un'agenzia regionale all'investimento di 50 milioni di euro per il recupero dell'edilizia pubblica. Pur di non lasciare soli i suoi cani, un 60enne di San Biagio di Callalta, rimasto senza casa, sta dormendo in macchina. È la storia di Danilo, 59enne, invalido. A Vicenza, processo Miteni e le battute finali, presidio davanti al tribunale. Dalle mamme NOPFAS e dalle associazioni del territorio chiedono giustizia e bonifica dei terreni inquinati. Valorizzare l'area in sinergia, nasce il patto per il turismo nell'area del Monte Grappa che si estende sui territori di Treviso, Vicenza e Belluno. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano il tema del bullismo, la piaga del bullismo, perché per oltre il 35% dei giovani trevigiani rappresenta la principale preoccupazione. L'allarmante risultato del sondaggio realizzato dalla UIL del Veneto è reso noto proprio nella giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo. L'hanno minacciato di consegnarle la giacca perché ovviamente l'avrebbero picchiato in caso contrario. Che si picchino, ormai è diventata routine, una cosa che fa fighi, se possiamo dire così, ma che non ti porta a niente. Mi tolgono come la voglia di uscire perché non mi sento appunto sicura. Le voci dei ragazzi davanti alle scuole, alla fermata del bus, in stazione. Aver assistito a essere stati vittima dei bulli è un refrain ed è uno dei timori principali dei ragazzi. Non devono quindi stupire, anche se sconcertano i dati del sondaggio realizzato dalla UIL del Veneto e resi noti in occasione della giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo. 17.000 le persone alle quali è stato chiesto quale fosse il problema che sentivano maggiormente. Il sindacato pensava al lavoro, alla scuola, all'incertezza del futuro. Invece no, per molti, soprattutto ragazzi, la preoccupazione principale è la sicurezza legata ad episodi di bullismo, come ammesso da oltre il 35% dei giovani trevigiani. Numeri da paura. Quando abbiamo parlato con loro, vivono una situazione in loro drammatica. Questo si accentua di più nelle città di Treviso e di Verona. Questi ragazzi ci raccontano che dicono che non riescono a prendere l'autobus e non danno i soldi alle persone, ragazzi che se non pagano la pizzetta le cose gli vengono bullizzati e bullizzati nella maniera più brutta. Situazioni pesanti quelle raccolte dalla UIL, che sta preparando un evento per affrontare il problema. È preoccupante il fatto che spesso i giovani vittime dei bulli non trovano il coraggio di raccontare in famiglia o a scuola quanto subito. Molti di loro ci hanno raccontato che dicono ai genitori che non gli piace la scuola che fanno e cambiano scuola, ma non è la verità. La verità è che quella scuola gli sarebbe piaciuta, sarebbe stato il loro sogno. Invece, con la scusa del bullismo, col problema del bullismo, dicono che vogliono cambiare la scuola. O ragazzi che non escono di casa perché hanno paura che in giro succeda qualcosa. E proprio in occasione di questa giornata nazionale contro il bullismo, gli studenti dell'Istituto Pacinotti di Mestre hanno accolto la polizia postale. Guardate, il problema del cyberbullismo è molto delicato. Viviamo in un'epoca digitale dove tutto è diventato veloce, rapido, dove il cellulare praticamente coinvolge l'80% della nostra vita. Ci sono grandi opportunità, ma al contempo grandi rischi. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, una rappresentanza della Polizia Postale ha incontrato gli studenti dell'Istituto Superiore Pacinotti di Mestre. Qui, nell'Aula Magna, un gruppo di alunni ha presentato ed infine consegnato al questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, un elaborato frutto del loro studio e approfondimento sul tema del bullismo, del cyberbullismo e delle insidie della rete. Un fenomeno che va contrastato, va
va contrastato attraverso sia azioni repressive laddove è necessario, ma soprattutto attraverso progetti culturali come quello che oggi stiamo portando avanti. Gli agenti hanno spiegato alle classi che tutto ciò che viene pubblicato nelle chat, in rete o sui social può creare enormi danni. Hanno sottolineato l'importanza di riferire ai genitori, agli insegnanti o a un adulto di fiducia qualsiasi cosa che possa destare sospetto o preoccupazione e di fare una repentina denuncia in caso di atti di bullismo. Nella scuola è presente anche un team bullismo proprio per trattare questi temi. Ed è stato molto utile, soprattutto quest'anno, perché abbiamo cominciato a proporre delle azioni concrete proprio per gestire le questioni anche più piccole, per evitare che poi diventino invece questioni molto più importanti. Attualmente gli episodi di bullismo e cyberbullismo sono in aumento, ma le denunce scarseggiano, spesso per paura di peggiorare la situazione facendo la spia. Questo progetto importante si chiama Non restiamo a guardare, cioè invitare gli altri alla denuncia del problema e non all'indifferenza. È stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Albignasego un 56enne accusato di atti persecutori nei confronti della compagna. La richiesta di aiuto al 112 è giunta da un'amica della donna da lei avvisata dell'accaduto. I primi accertamenti della pattuglia dell'Arma hanno permesso di appurare che l'uomo da tempo aveva comportamenti persecutori, provocando ansia e paura nella compagna. Nel corso dell'ultimo litigio, scoppiato per futili motivi, l'uomo ha colpito la donna con un calcio per poi allontanarsi dall'abitazione. Al suo rientro, oltre a non prestarle alcun tipo di soccorso, l'ha anche minacciata per indurla al silenzio. I militari lo hanno arrestato e portato in carcere, mentre la donna è stata accompagnata in ospedale. L'uomo è stato quindi sottoposto al divieto di avvicinamento all'ex compagna e di indossare il braccialetto elettronico. A Vicenza ora giornata agitata al cantiere che sta realizzando le nuove palazzine al villaggio americano della caserma Ederle. 3 lavoratori senza stipendio da mesi sono saliti in protesta su una gru. Sono scesi solo a metà pomeriggio i 3 operai che erano saliti questa mattina su una gru a 20 metri di altezza in protesta per non aver ricevuto ancora 3 stipendi arretrati. Sono parte di un gruppo di 12 lavoratori che stanno realizzando il nuovo complesso residenziale all'interno del villaggio americano a poca distanza dalla caserma Ederle. Gli operai appartengono ad una società in subappalto, l'ultimo anello di una catena che fa capo alla ICM del gruppo Maltauro, che avrebbe già saldato regolarmente quanto commissionato. Sono l'ultima ruota del carro, potremmo dire. Questi lavoratori sono quelli che pagano ciò che la legge e la norma oggi permette nei subappalti, quindi avere una serie di subappalti che non permette alla capofila, diciamo, a chi ha la responsabilità principale del cantiere di avere certezza dei pagamenti, degli salari dei lavoratori che si sono onestamente guadagnati, è una vergogna. Una protesta clamorosa arrivata a seguito di un lungo periodo in stato di agitazione. E anche ieri hanno messo a repentaglio la loro vita per riuscire a recuperare il proprio salario. Noi chiediamo assolutamente che ci sia l'intervento dell'ICM che ha in mano il cantiere, che sappiamo è già intervenuta in altre situazioni per sanare il salario di altri dipendenti che erano nelle stesse condizioni, e quindi di porre fine a questa protesta che ovviamente mette, ripeto, a repentaglio anche la vita degli stessi lavoratori. A seguito dell'intermediazione della questura, nel primo pomeriggio si è svolto un primo incontro in prefettura tra lavoratori, sindacati e i rappresentanti della società subappaltante. I dipendenti hanno chiesto e ottenuto un confronto anche con i rappresentanti della società capofila ICM, incontro fissato per lunedì prossimo. Per questo gli operai alla fine della giornata sono scesi dalle gru. Protesta sospesa per il momento. Emergenza abitativa, il PD del Veneto presenta una piattaforma in 5 punti per fronteggiare il problema. Un piano regionale per la casa e l'abitare in 5 azioni strategiche. Questa è l'iniziativa presentata dal Partito Democratico Veneto, 5 azioni concrete per garantire a tutti il diritto alla casa. Innanzitutto la costituzione di un'agenzia per la casa in grado di coordinare gli interventi,
un finanziamento apposito di 50 milioni all'anno per garantire le risorse per recuperare il patrimonio edilizio, per costruire nuovi alloggi, ancora un'attenzione particolare per la casa in favore degli studenti e dei lavoratori, una serie di misure a tutela di quelli che sono più deboli rispetto agli sfratti o rispetto alla morosità incolpevole, poi anche qualche misura che proponiamo di natura fiscale per fare in modo che i lavoratori possano venire nella nostra regione e magari avere delle agevolazioni fiscali per poter fare fronte a quelle che sono le spese dell'abitazione. In Veneto sono 49.000 le case di edilizia popolare per gli esponenti del Partito Democratico, ne mancano almeno 20.000. L'aumento del costo del denaro unito all'inflazione hanno reso l'emergenza abitativa un problema sempre più diffuso tra la popolazione, non solo un problema delle fasce più deboli. Mentre il bisogno sociale esplode, si allarga per destinatari e per necessità, la Regione del Veneto continua ad occuparsi di tutt'altre cose, tra il Prosecco e le Olimpiadi si perde invece il bisogno di casa, che ormai non riguarda più soltanto i soggetti fragili e vulnerabili, ma ha esteso la platea di destinatari ai giovani che cercano un alloggio per uscire da casa, ai lavoratori, è una delle prime richieste che fanno le imprese, e alle tante persone che non sono in grado di accedere ai prezzi di mercato ad un'abitazione dignitosa. Sicuramente tra le categorie più colpite quella degli studenti. Gli studenti vivono una situazione di difficoltà senza precedenti che arriva a compromettere anche proprio il diritto allo studio. Tanti scelgono l'università in base al fatto del potersi permettere o meno la casa, e la loro possibilità di studiare fuori è limitata concretamente da questo dramma degli affitti. Nel Trevigiano ora, pur di non lasciare soli i suoi cani, un 60enne di San Biagio di Callalta, rimasto senza casa, sta dormendo in macchina. Vediamo. Vorrei che qualcuno ci aiutasse, cerchiamo in affitto un appartamento dove stare con i cani. Un po' di giardino sì, ma quello, cioè, se c'è il tetto e magari che non escano in strada. L'unico pensiero di Danilo è per loro, per questi 5 cani che da tempo sono la sua vera grande famiglia. Pur di non lasciarli, il 59enne ha dormito con le bestiole in macchina per diverse notti in una Fiesta Rossa diventata una sorta di monolocale. Sei bravissimo. Danilo con il fratello Luca ha vissuto per 12 anni in un appartamento di San Biagio di Callalta, poi la fine del contratto e qualche mese in garage. La signora che è subentrata perché ha comprato l'immobile e ci ha permesso di stare 2 o 3 mesi in garage, dove dormivamo in garage. Poi è successo quel fatto del signore che è morto nel garage a Treviso e la signora non si è più fidata a lasciarci vivere là. Ora i 2 fratelli, Luca un lavoro stabile, Danilo paziente oncologico con una pensione di invalidità, hanno trovato alloggio in un residence di Breda, 900 euro al mese, e qui come altrove i cani non sono ammessi, per questo l'uomo dorme in macchina. È un po' complicato perché tante case sono arredate, non vogliono che gli rovini i pavimenti o sai, i cani grattano, mordono. Loro no, però succede insomma. La storia di Danilo sta mobilitando in tanti, non solo sui social. Nora è una residente di San Biagio. Siccome siamo qui della zona, stiamo provando a cercare la situazione. Capisco benissimo anche io, avendo un cane gatto, che ho cercato 1 anno appartamento quando l'ho cercato, quindi è difficile. Il passaparola è iniziato, mentre il comune di San Biagio ha trovato una prima soluzione affidando i cani al canile di Roncade, ma solo per la notte. L'importante è la salute del signor Danilo, ma non di meno i suoi animali, che sono una famiglia per lui. Il signor Danilo appunto dormirà al sicuro, speriamo già da stanotte, cosa che appunto il signor Danilo ci ha confermato, e chiaramente i cani in sicurezza, quando poi di notte e di giorno potrà andare a recuperare, a farli sgambare, è cosa importante. Si cercano soluzioni, tutte però a misura di cane. Danilo su questo è chiaro. Se stai male, hai una giornata storta, qualcosa, lo vedi scodinzolare o ti appoggia il naso alle ginocchia, si struscia un po'. Non passa tutto perché non fa passare la malattia, però cambi l'umore e ti fa star bene. Quindi cerchiamo una tana.
Processo Mitteni alle battute finali, un presidio davanti al Tribunale di Vicenza che durerà fino a domani, organizzato dalle mamme NOPFAS e dalle associazioni del territorio. Chiedono giustizia e bonifica dei terreni inquinati. Siamo qui per chiedere giustizia perché il processo è arrivato alle fasi finali e c'è bisogno di far sentire la nostra voce più che mai in questo momento. Giustizia è quanto chiedono le mamme NOPFAS, che insieme ad associazioni ambientaliste, sindacati e al sostegno di molti amministratori del territorio si sono ritrovati in un presidio davanti al Tribunale di Vicenza. Mobilitazione che coincide con le battute finali del processo Mitteni per la contaminazione da PFAS. Alcuni di loro resteranno a manifestare nel piazzale fino a domani pomeriggio per tornare a parlare dell'inquinamento e dei pesanti rischi connessi e chiedere il diritto alla salute e la bonifica dei territori inquinati. La bonifica è essenziale perché è inutile andare avanti e fare acquedotti nuovi, mettere i filtri se non viene tolto il problema alla base, cioè il terreno che continua a inquinare la falda. Quella è essenziale, va fatta il prima possibile. Tema della contaminazione da PFAS che richiama l'attenzione delle amministrazioni in termini di tutela della salute dei propri cittadini. Noi siamo qua naturalmente perché insieme a tutte le associazioni chiediamo naturalmente giustizia per questo inquinamento che sicuramente ha avuto delle conseguenze sul nostro territorio e che noi adesso appunto stiamo pagando. Ci hanno ricordato quello che dice l'articolo 9 della nostra Costituzione, che ogni cosa deve essere fatta anche in previsione della tutela delle future generazioni. Ecco, questo forse non è stato fatto, c'è l'impegno, il Comune di Vicenza c'è, abbiamo presentato e approvato una mozione ancora a luglio dell'anno scorso in cui chiediamo proprio che non ci siano più PFAS in produzione a meno che non siano strettamente necessari. Questa mozione l'abbiamo spedita al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente e allo stesso Presidente del Consiglio. Oltre a questo abbiamo istituito l'osservatorio FAS e questo osservatorio con il sindaco e me qualche giorno fa ha incontrato proprio una delegazione delle mamme no FAS per capire insieme a loro e ascoltare da loro stesse quello che è la loro realtà. Da tutto il Veneto il presidio di protesta della comunità italo-marocchina davanti al consolato di Verona, nel mirino la burocrazia e gli ostacoli amministrativi che stanno creando pesanti disagi. Sentiamo la loro voce. Noi siamo qui per manifestare contro la complicazione, contro la burocrazia, contro tutto ciò che non snella le pratiche amministrative per i cittadini marocchini che vivono in Tre Veneto. Tante problematiche col consolato marocchino a Verona, purtroppo non rispondono al telefono, il sito per prendere gli appuntamenti non funziona mai e ci sono tanta burocrazia per niente, non riconoscono le autodichiarazioni, mettono troppo i bastoni tra le ruote per i nostri concittadini e il problema più grande è le sepolture. Noi non possiamo lottare per essere sepolti, per avere una degna e veloce sepoltura o nel nostro paese dove siamo nati o il paese dove risiediamo. Lavoriamo, siamo la maggior parte, un sacco di anni che siamo qua in Italia, paghiamo le nostre tasse, abbiamo i nostri profili, siamo italiani, siamo fieri di esserlo, siamo italo-marocchini, siamo fieri di essere italiani, siamo fieri di essere marocchini soprattutto. Allora noi chiediamo di avere un po' di flessibilità per la burocrazia. Per la prima volta nel consolato marocchino di Verona manifestano i cittadini marocchini, ovviamente le associazioni, gli attivisti, portatori di diritti umani per dire no a questa complicazione. Nasce un patto per il turismo nell'area del Monte Grappa che si estende sui territori di 3 province, Treviso, Vicenza e Belluno. Tutto il Monte Grappa deve essere riconoscibile come destinazione turistica unitaria. È questo il senso del patto firmato tra IPA Terre di Asolo e Monte Grappa, Consorzio Dolomiti Prealpi e Unione Montana Bassanese. I 3 organismi gestiscono i rispettivi marchi d'area turistici e ora pensano a una promozione unitaria della riserva MAB UNESCO, riconoscimento arrivato nel 2021.
Noi rappresentiamo le Dolomiti Bellunesi, ma siamo qui per sostenere un progetto che non vede confini territoriali per il turista e quindi ci porterà a concepire delle strategie insieme ai nostri colleghi che speriamo ci portino a creare una nuova identità forte all'interno della regione del Veneto. Sicuramente una strategia che può rilanciare questo importante patrimonio, che è un patrimonio sì di nostri territori, ma un patrimonio nazionale, il Monte Sacro alla Patria, che sicuramente merita una maggiore valorizzazione. È un territorio che intanto deve avere una voce sola, non possiamo pensare che il Grappa venga rappresentato solo da una parte di una o dell'altra provincia, dobbiamo essere uniti per fare una vera promozione a favore della montagna del Grappa, e per questo c'è bisogno di un coordinamento importante che da Bassano, da Val Brenta, passi per Asolo e arrivi fino al Feltrino. Il Monte Grappa è già noto nel mondo per motivi storici, sportivi e naturalistici, ma serve una spinta in più. C'è bisogno di consapevolezza, senso di identità, di appartenenza delle comunità, creazione di servizi e trasformazione quindi del territorio da una destinazione bellissima, piena di attrattività, come dice lei, per il turista e lo sportivo, ad un centro anche organizzato in termini di servizi e che richiede la collaborazione di soggetti pubblici e privati. Questo è già un disegno importante perché permette di attirare fondi, ma come ho detto anche prima permette di fare una promozione unica su tanti mercati turistici. È una montagna che piace ai molti turisti che la frequentano durante il corso dell'anno, e sicuramente oggi, unendo le forze di 3 territori, sapremo rilanciare questa immagine non solamente a livello nazionale ma anche a livello internazionale, sfruttando ovviamente il riconoscimento MAB UNESCO. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla il nostro meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci.